giorno in cui l'autonomia viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il numero 1 di Forza Italia lancia l'affondo. Serve una commissione per verificare mese per mese l'andamento della riforma, e sulle regionali ribadisce il nostro candidato è Tosi. Solo Tajani, ma anche il ministro Lollobrigida a Venezia per il villaggio Coldiretti. Dal mondo dell'agricoltura l'appello per difendere il Made in Italy e attrezzarsi contro i cambiamenti climatici. 4 miliardi e 600 milioni al volume d'affari di lavoro nero e caporalato in Veneto. Lo studio della CGA di Mestre: nella nostra regione il settore più colpito è quello di badanti e colf. Omicidio di Udine, l'autopsia al nulla osta per l'addio al 56enne giapponese ucciso dalla banda di giovani trevigiani. Il commiato e lo sfortunato imprenditore probabilmente mercoledì. Le ultime ore di vita di Giulia Cecchettin in 52 foto scattate da Filippo Turetta il giorno dell'omicidio. Nei messaggi audio della ragazza i timori sempre più forti per l'ossessione del suo killer. Il panettiere di Zianigo di Milano, Enrico Basso, ha deciso a 82 anni e dopo ben 70 di attività di chiudere il suo negozio. Ora è tempo di riposarmi, il racconto di una vita tra bancone e forno. La funzione di Google Traduttore da oggi inserisce 110 nuove lingue e dialetti, tra cui c'è anche il veneto. Sorrisi, curiosità e perplessità tra giovani e meno giovani. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La politica in primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli, l'affondo di Tajani sulla legge sull'autonomia pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo servizio. Arriva. Del giorno 8 presenterò questa proposta per dar vita ad un gruppo di lavoro per verificare mese per mese come procede l'applicazione dell'autonomia, a partire dai LEP. Quindi se ci sono delle storture noi faremo in modo che le storture vengano eliminate. Nel giorno in cui, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'autonomia diventa legge dello Stato, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sbarca a Venezia ribadendo la volontà di formare un osservatorio nazionale per evitare eventuali storture nell'attuazione della riforma. Leader di Forza Italia, Tajani deve fronteggiare sul tema più di un malumore all'interno del suo partito. Senza la definizione dei LEP e i soldi per finanziarli e la linea, non potranno partire i negoziati tra Stato e Regioni. Da oggi c'è anche il ministro Tajani che ha lanciato il progetto di un osservatorio sull'autonomia. Hai avuto modo di chiedergli di che cosa si tratta? No, ma penso che tutto sia utile purché si parli di autonomia, e peraltro la legge prevede oltretutto anche i tagliandi, nel senso che l'autonomia la deve avere chi la chiede e poi la deve mantenere chi se la merita. Zaia lascia il convegno della Coldiretti all'Arsenale di Venezia prima dell'arrivo di Tajani. Eventuali chiarimenti sono rimandati ad altra sede. Lei sostanzialmente è il prossimo assessore al lavoro qui della regione? No, assolutamente. Sarà il presidente Zaia insieme al partito di Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni in primis e il coordinatore Luca De Carlo, che decideranno chi sarà il prossimo assessore in quota Fratelli d'Italia. E comunque nel caso è pronto? Come tutti gli uomini di Fratelli d'Italia noi siamo sempre pronti. Luca Spavanetto di Jesolo è subentrato in consiglio regionale al mestrino Raffaele Speranzon dopo la sua elezione in Parlamento e oggi è tra gli esponenti più quotati di Fratelli d'Italia a sostituire Elena Donazzanna all'assessorato al lavoro. Ma il centrodestra veneto in realtà sta già guardando al dopo Zaia, al candidato presidente per le prossime regionali. Ogni forza politica metterà sul tavolo delle discussioni i nomi che ritiene vincenti e poi si troverà un accordo possibile. Noi i nomi li faremo, non è che nascondo quello che ho detto. Uno dei nomi che sarà Flavio Tosi. Il messaggio di Tajani agli alleati appare chiaro. Mentre Lega e Fratelli d'Italia polemizzano, Forza Italia è al momento l'unico partito del centrodestra ad avere un candidato certo e spendibile per la presidenza della regione. Non è una corsa a vincere il candidato. Poi vincere il candidato e perdere le elezioni non mi pare una grande speculazione. È meglio magari rinunciare al candidato e vincere le elezioni. Sono stati tanti gli esponenti politici del mondo dell'agricoltura che si sono confrontati all'Arsenale di Venezia oggi al villaggio Coldiretti. Siamo riusciti a vincere molte battaglie, tra le quali quella di avere il sostegno della grandissima parte delle nazioni europee sul principio dei rischi connessi alle produzioni di carne sintetica, di carne coltivata e anche altre scelte. All'Arsenale di Venezia, nei giorni in cui in riva degli Schiavoni è allestito il villaggio degli agricoltori, ci si confronta a livello nazionale e locale sulle prospettive di un settore in piena salute che deve però affrontare più di un problema. Il Made in
in Italy è sotto attacco ormai da qualche anno rispetto a una volontà delle grandi multinazionali di avere delle diete indistinte, del fare prodotti ultraprocessati che nulla hanno a che fare con la nostra storia. I pericoli dell'agricoltura sono legati soprattutto al tema del cambiamento climatico. Ecco, questo ci porta a dover investire molto in termini di ricerca e di innovazione. La vera sfida da qua in avanti sarà anche affrontare quello che purtroppo è una demografia che anche nella nostra regione sarà impietosa e sulla quale l'agricoltura è chiamata anche a svolgere non solo un ruolo di presenza sul territorio ma anche di custodia dello stesso. Se non risolti, i problemi del settore rischiano di diventare quelli del Paese, perché in ballo c'è un comparto di importanza vitale per l'economia nazionale e del Veneto. Il nostro comparto conta 64 miliardi di euro di esportazione dell'agroalimentare e tra le altre cose è un comparto che rispetto al 2019 è cresciuto sul 2023 del 40% e oggi 2024 rispetto al 2023 sta crescendo ancora di 7 punti percentuali. C'è poi un altro tema politico che inevitabilmente arriva per il ministro Lollobrigida, esponente di punta di Fratelli d'Italia, e sono i rigurgiti fascisti, se non nazisti e antisemiti, affiorati in alcuni esponenti del movimento giovanile del partito. Non è questione della singola polemica, è tutta una polemica. Noi pensiamo che una democrazia compiuta metta a confronto idee, programmi, soluzioni. Altri invece preferiscono magari trovare il modo di tornare, come hanno fatto spesso, al governo senza il consenso degli italiani. Questo è già successo e non si ripeterà. Stamattina a Padova una manifestazione antifascista che ha riunito partiti e movimenti di sinistra per rispondere al corteo organizzato dalle destre lo scorso 17 giugno. In centinaia per dire che Padova è antifascista. Cittadini e tante organizzazioni hanno aderito alla manifestazione che si è svolta a Padova in via Santa Lucia davanti alla targa dedicata a Flavio Busonera, partigiano ucciso da una rappresaglia fascista il 17 agosto del 1944. La manifestazione, organizzata da Coalizione Civica, è una risposta a quanto accaduto in città lo scorso 17 giugno con il corteo di un gruppo di militanti di estrema destra che ha sfilato in occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, uccisi nel 1974 dalle Brigate Rosse. Il 17 giugno scorso queste strade sono state percorse da una manifestazione nera, un corteo nero silenzioso che ha abbassato le telecamere dei giornalisti, ha intimato di non raccontare niente, ha detto l'ordine pubblico lo facciamo noi. Ecco, noi crediamo che invece questo, come in passato come oggi, sia il momento in cui ricordare da dove veniamo, ricordare che veniamo da una scelta di parte, dalla resistenza che ha dato la democrazia a tutti noi, il motivo per cui possiamo essere qui e vivere liberamente. La manifestazione antifascista arriva anche a pochi giorni dalla divulgazione in rete di un video ripreso al Parco delle Fiorine sui Colli Ugani di un raduno neofascista. All'iniziativa lanciata da Coalizione Civica hanno aderito anche il Partito Democratico, Possibile, Sinistra Italiana, ANPI, sindacati e molte associazioni cittadine. È un crescendo continuo, è un crescendo che abbiamo visto a Padova appunto con il corteo del 17 giugno, che abbiamo visto con quello che è successo ai Colli al Parco delle Fiorine, ma che abbiamo visto che succedere all'interno del partito della Premier Meloni con i giovani che, voglio dire, l'inchiesta di Fanpage lo dimostra in maniera molto incisiva, sdoganano una cultura fascista che noi speravamo davvero di esserci lasciati alle spalle. A me personalmente non convince quando si dice che quel fascismo, che Mussolini è stato altro e non può ritornare, perché esattamente i presupposti sono quelli che vediamo. Parliamo ora di lavoro nero e caporalato, i dati della CGA di Mestre. 4 miliardi e 600 milioni di euro. A tanto ammonta il volume d'affari del lavoro irregolare in Veneto in un anno. Fenomeno quello del lavoro nero che coinvolge nella nostra regione circa 200.000 persone, ovvero il 6,5% del totale nazionale. Il report della CGA di Mestre mostra come la quota sia pari al 3% del valore aggiunto dell'economia in regione. Solo la Lombardia ha un'incidenza inferiore. Questo, riferiscono dal centro studi, significa che il peso del lavoro nero in Veneto è contenuto, ma non per questo bisogna sottovalutare il problema.
Gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. I settori maggiormente colpiti restano quelli dell'agricoltura, delle costruzioni, il settore ricettivo e dei servizi alla persona. In Veneto sarebbero proprio colf e badanti le persone maggiormente coinvolte nel lavoro nero, così anche in tutto il centro-nord. A livello italiano invece i dati del centro studi indicano come il volume d'affari annuo sia riconducibile a circa 68 miliardi di euro. Un terzo del nero è ascrivibile alle regioni del sud e riguarda poco meno di 3 milioni di persone. Con meno lavoro nero possiamo comunque aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone. La cronaca ora, un 21enne di Chioggia, Marco Salvagno, ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere a Venezia. Allora Fiori, mi piace tutto, la spiaggia, l'acqua, il panorama, ma se mi avevo sotto quella mano, cioè non riesco sappiamo, non che Capalosso, i Bibarasse, Gransi. Marco Salvagno era così, simpatico, burlone, ironico, col suo inconfondibile accento chioggiotto. Amava le cose semplici e il suo mare, la sua Chioggia, come si evince anche nei suoi video social. In molti gli volevano bene e oggi lo piangono. Marco ha perso la vita a 21 anni mentre lavorava venerdì pomeriggio nel cantiere della ditta Boscolo Bielo lungo Rio della Scomenzera a Venezia. Stava cercando di aprire una porta a vetri spostando del materiale in un magazzino. L'avrebbe colpita con una gamba mandandola in frantumi e procurandosi la ferita mortale. Il vetro gli ha reciso l'arteria femorale. I colleghi l'hanno trovato in un lago di sangue, già in shock emorragico, e nonostante i soccorsi tempestivi e la corsa disperata all'ospedale di Venezia, Marco non ce l'ha fatta. Sull'accaduto sta indagando lo Spisal per accertare l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Senza parole il titolare dell'azienda, Ivano Boscolo Bielo, presidente anche della squadra di calcio clodiense, che scrive in una nota: il ragazzo era all'interno del magazzino per motivi ignoti, ha dato un calcio a una porta a vetri causandosi la ferita fatale. Sono senza parole per questa tragedia tanto devastante quanto inspiegabile, ha concluso. Marco è cresciuto con il nonno Angelo e da quando era bambino ha frequentato l'oratorio dei Salesiani. Poi ha iniziato a lavorare, gli piaceva, raccontano alcuni amici, ciò che faceva. Gioviale, sorridente, insomma, poi sì, era un buon ragazzo affezionato all'ambiente nostro, ecco, perché comunque ha vissuto qui fin da bambino, ecco. Aveva tante passioni, il calcio, il mare, le scorribande in barca con gli amici. Un amante del calcio, infatti frequentava anche lo stadio Ballarin, era presente anche alla festa della promozione in Serie C, insomma, amante della vita e dello sport, insomma. Un'altra vittima nel giro di poco tempo per la città di Chioggia. C'è stato un periodo bruttissimo, se vi ricordate, con il rogo, l'incidente stradale. Sembra una città veramente che sta subendo, diciamo, duri colpi, insomma, ecco, di perdite importanti, insomma, per la collettività. E un'altra vittima nell'azienda di Boscolo Bielo. 6 anni fa, infatti, un 13enne aveva perso la vita schiacciato da un muletto dopo essersi introdotto abusivamente nel piazzale della ditta. Ancora sconosciuta la data del funerale di Marco, che potrebbe svolgersi entro i primi giorni della prossima settimana. Grave incidente in tarda mattinata a San Sino di Livenza, è stato investito un bambino di 9 anni davanti ai genitori. Sembra che stesse attraversando la strada quando è stato colpito alla testa dallo specchietto retrovisore di un furgone. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Portogruaro e l'elisoccorso di Treviso che ha caricato il bambino e portandolo all'ospedale di Padova in gravi condizioni. E ancora di incidenti stradali parliamo, siamo nel Vicentino, questa volta con esito mortale. Non ce l'ha fatta. Ivica Isakovic, un uomo di 62 anni di Malo, coinvolto in uno spaventoso incidente stradale ieri sera a San Vito di Leguzzano. Estratto dai pompieri ancora vivo dalle lamiere, l'automobilista era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso, ma nella notte le sue condizioni sono peggiorate e più tardi è infine deceduto.
L'incidente è avvenuto verso le 22 in via Vicenza lungo la provinciale 46. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti di polizia locale Alto Vicentino, il 62enne alla guida di una Fiat Punto si è scontrato frontalmente con una Citroen condotta da una 25enne di Schio. Anche la ragazza è stata ricoverata all'ospedale di Sant'Orso, ma le sue condizioni fortunatamente erano meno gravi. La giovane infatti è arrivata al pronto soccorso in codice giallo. Femminicidio di Giulia Cecchettin, le ultime ore di vita della ragazza in 52 foto scattate da Filippo Turetta. Giulia mentre prova un cappottino a quadretti, Giulia assorta sulle scale mobili, Giulia al tavolo del fast food. Le ultime ore di Giulia Cecchettin in 52 scatti compulsivi fatti dal suo killer Filippo Turetta, che in maniera quasi avida di particolari immortala il pomeriggio dell'11 novembre trascorso al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Le foto sono state divulgate dalla trasmissione Pomeriggio 5 News di Mediaset in onda su Canale 5. Le foto sono state estrapolate dal cellulare del 22enne di Torreglia, che è in carcere a Verona per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà della giovane laureanda di ingegneria. Mentre Filippo è sempre sorridente, quasi un ghigno ostentato il suo, Giulia ha un volto più pacato, forse stanco per quegli ultimi giorni di studio prima della laurea o semplicemente forse stanca per quelle foto continue, ma di sicuro ignara del tragico destino che si stava per consumare. Sono le sue ultime ore, si vede la prova di alcuni vestiti, il cellulare in mano forse per mandare l'ultimo SMS alla sorella Elena. Si vede una ragazza che aveva tutta una vita davanti, una dolcezza infinita, strappata da un suo coetaneo che per giorni forse aveva studiato come immobilizzarla e che poi l'ha uccisa barbaramente e gettata in un canalone dandosi poi alla fuga. Oltre alle foto, per ricostruire gli ultimi giorni di Giulia ci sono anche gli audio dei messaggi che la giovane aveva mandato di recente a Filippo Turetta. È un meccanismo di controllo malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, sei uno psicopatico. Le trascrizioni sono state rese note dalla trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Nelle parole di Giulia, la paura per gli atteggiamenti del suo ex. Non ti rendi conto, mi controlli continuamente, mi controlli. Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che te lo dicessi. Guardi, ciò che faccio, ci sono cose che voglio tenermi per me perché mi spaventa quello che potresti fare. Parole che dopo quanto è accaduto sembrano una premonizione. Noi cambiamo decisamente argomento, la storia di Enrico Basso che dopo 70 anni di attività ha deciso di chiudere il suo panificio. Me l'ha data il sindaco stamattina, dopo 70 anni di lavoro me la sono meritata, si vede, capito? Guarda. Enrico Basso ha dedicato ben 70 anni alla sua passione, la panificazione. Il profumo del pane appena sfornato ha cominciato a odorarlo quando aveva appena 12 anni. Dopo tanta esperienza ed aver compiuto 82 anni, il signor Basso ha deciso di chiudere le porte del suo laboratorio e negozio a Zianigo di Milano. Una decisione sofferta per un uomo che ha amato molto il suo lavoro. Mi sembra andare in ferie, non sono convinto. Fin da piccolo Enrico si alzava ogni notte per impastare, cuocere e servire il pane fresco. Tanti suoi clienti cosa le dicono sapendo di questa imminente chiusura? Veramente, per essere sincero, tanti si sono arrabbiati, ma veramente, ma come chiudi? Dovevo stare qua ancora fino a che Cristo mi chiamava. Nel laboratorio le sue mani esperte modellavano la farina, trasformandola in pagnotte fragranti e croccanti. La soddisfazione vedere della farina è il risultato del pane, non senti neanche la fatica. Farina bianca, vedi che croccante, vedi che bello, e sa, senti che profumo che sa. Enrico era anche un maestro nell'arte di creare dolci tradizionali, torte e biscotti e le focacce. Venivano da Chioggia, da Verona, facevano un viaggio per 3 o 4, 10 famiglie, ne prendevano 30, 50, 20, dipende. I tempi stanno cambiando, il pane non è più amato come una volta, ci dice con un velo di tristezza. Vanno ai supermercati, si prendono quello che vedono, non apprezzano il pane. Si perde anche questa tradizione. Ma naturalmente dopo i supermercati hanno rovinato tutto. Arriva pane dalla Romania, dall'Ungheria. Pane surgelato con farine e lieviti di scarsa qualità. Questo qua, vedi, lo puoi mangiare anche dopo 3-4 giorni. Ci vuole tempo per far pane. Io faccio ancora lieviti di 70 ore, di 50 ore.
Pane buono che dura anche giorni, ci si augura che un nuovo acquirente possa comperare l'attività che Enrico ha seguito con tanta dedizione. I figli Andrea e Stefano, diventati pasticceri grazie al padre, hanno aperto altre attività a Zianigo e Mirano. È stata una decisione non facile. Comunque speriamo nel futuro trovare qualcuno che si prenda. Siamo in trattative però. Lei però non è ancora stanco di lavorare? Non sono convinto di essere stanco. L'eredità di Enrico Basso rimarrà viva nei ricordi dei clienti e nella tradizione che ha contribuito a preservare grazie anche al sostegno della moglie Daniela. Saluti a tutti quanti, anche di Antena 3. Ciao, arrivederci. Auguri a tutti. Ciao, ciao. Google Traduttore da oggi inserisce 110 nuove lingue e dialetti, tra cui c'è anche il veneto al servizio di Lucio Zanato. Il veneto entra nella lunga lista di Google Translate, ovvero il programma che traduce le lingue da e di tutto il mondo, partendo dall'abcaso per finire con lo Zulu. E da oggi ne hanno aggiunte a 310, come il cantonese, la caratteristica lingua nkoe, o il tamazic, altresì conosciuta come lingua berbera. E nella lista ci sono anche dei dialetti maggiormente utilizzati in Italia, ovvero il lombardo, il siciliano e appunto il nostro veneto. L'idea è di utilizzare l'intelligenza artificiale per colmare il divario comunicativo di circa 614 milioni di persone, circa l'8% del genere umano. Indubbio sentirsi da veneti orgogliosi e onorati per la scelta, che permetterà ad esempio ad un cinese di capire cosa gli mettiamo in mano quando diciamo piron, oppure ad un tedesco dove può catare quello che cerca. Ma è tra i connazionali che invece sorgono i maggiori dubbi, che ha raccolto oggi la nostra Lina Paronetto. È una buona idea? Come tanti, si viveva anche prima senza. Una bella buttata, molto comica, vedremo gli sviluppi. È simpatica l'idea, però secondo me già fanno fatica con le traduzioni automatiche da una lingua all'altra, possono venire fuori delle trovate molto comiche. Se traduce il veneto come traduce alcune altre situazioni in altre lingue, non lo so, ecco, se proprio devo essere felice. Ho avuto purtroppo delle situazioni nelle quali stiamo parlando di badanti e dove veramente le traduzioni usando il Google Translate, che era l'unica possibilità, sono state un po', oddio, anche spiritose certe volte, mettiamola così. Ma ci sono delle parole che tipo culiera in italiano non lo sanno in italiano, quindi credo che Google Translator non sia in grado di farlo. Quindi. E invece no, l'intelligenza artificiale traduce puntualmente culiera o sculiero in cucchiaio. Certo c'è da perfezionarsi, ma il cervello al silicio è già predisposto per l'apprendimento e c'è anche da scommettere che tra non molto tempo non ci saranno più confusioni di traduzioni per termini come bauco e alla fine avremo un alien che parlerà meglio il veneto di qualunque gondoliere. Ma riuscirà anche a capire le sottili differenze sulla stessa parola? Quella tipica veneta non la pronunciamo, ma voi potete leggerla, così come la leggera sfumatura tra l'essere e l'andare, che siamo sicuri rimarrà esclusiva di questa terra e di questa gente. Per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.